Buon pomeriggio e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Avevano rapinato all'interno di un distributore di carburante prelevando denaro e sigarette in grandi quantità. Sono stati arrestati due protagonisti della rapina in via di Palermo. Uno dei colpevoli si è ferito autonomamente con un fucile usato per intimidire i dipendenti. Successivamente avevano provato a disfarsi dei vestiti utilizzati durante l'azione criminosa, anche se le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno ripreso tutta la scena. Era alla guida di un'imbarcazione che aveva portato dalla Tunisia all'Italia numerosi migranti, il presunto scafista sottoposto a fermo di polizia giudiziaria a Caltanissetta. Il giovane di 24enne di nazionalità tunisina aveva prelevato 26 connazionali da un'altra imbarcazione, conducendoli fino alle coste di Pantelleria. Il soggetto in questione è stato accusato di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. Era considerata con un qualche chilo di troppo la ragazza esclusa dal concorso per 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale per eccesso di massa grassa rilevato in sede di prove psicofisiche. Non ritenendo corretta la valutazione, ha proposto ricorso e successivamente è stata assunta dall'Arma dei Carabinieri. Ben 8 pattuglie di agenti e ispettori in orari differenti sono stati appostati nei punti di maggiore criticità di Catania per l'abbandono incontrollato dei rifiuti, con numerose microdiscariche che si sono create per l'incivile condotta di gettare la spazzatura per strada. Tra i luoghi di maggiore criticità spiccano via Negrelli, Garibaldi, angolo via Fortino Vecchio e via Rosina Anselmi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.